Vivono tra le province di Padova, Treviso e Vicenza i 10 giovani denunciati dai carabinieri della compagnia di Cittadella al termine di una serie di indagini partite da alcuni episodi di furti commessi tra luglio e agosto del 2024. I colpi, 9 in tutto, erano stati commessi nell'Alta Padovana, dove erano state sottratte ai legittimi proprietari auto, moto e attrezzature da cantiere. Dopo una serie di indagini, i carabinieri hanno individuato i due capi della banda, due stranieri originari dell'Est Europa, che avevano trovato dimora in uno stabile di proprietà comunale a Piazzola sul Brenta. Uno dei due era già stato espulso dall'Italia per ragioni di ordine e sicurezza pubblica. Individuati i primi due, i militari sono risaliti a una vera e propria banda specializzata in truffe online e riciclaggio. Nei guai è finito un giovane residente a Loreggia e con lui altre 5 persone. Quest'ultimo aveva anche messo a segno un'estorsione ai danni di un cittadino di Campo San Piero, a cui aveva chiesto 1.000 euro per restituirgli due moto che erano state rubate. In totale i militari hanno rinvenuto 9 veicoli rubati, restituiti ai legittimi proprietari. Dalle perquisizioni poi sono emersi anche materiale informatico e POS, munizioni per pistola, una scacciacani e 6 etti di hashish.